conferenza stampa di oggi di CGIL e CISL e UIL serve per illustrare alla cittadinanza questa nostra iniziativa fatta insieme allo studio dell'avvocato Torino Bressanini. Noi intendiamo opporci a questi ricorsi che sono stati fatti da alcuni ex consiglieri rispetto all'applicazione dell'ultima legge sui vitalizi. Noi sappiamo quanto scandalo ha creato nella cittadinanza, soprattutto lavoratori e lavoratrici dipendenti, pensionate e pensionate, questa vicenda. E quindi il fatto di poi sapere che ex consiglieri si siano opposti rispetto a questa nuova legge che dovrebbe in parte sanare quanto è successo nel 2012 ha fatto scattare in noi, anche perché sollecitati appunto da iscritti, iscritte, lavoratori, lavoratrici, pensionati e pensionati, questo ricorso. Ovviamente noi speriamo che questo vada per il meglio e che quindi la magistratura tenga conto di questa nostra possibilità che deriva dal fatto di essere in questo comitato di garanzia di questo fondo che è stato costituito a livello regionale, nel quale dovrebbero andare a fluire queste somme che dovrebbero essere versate dagli ex consiglieri regionali. Ovviamente qui c'è un conflitto di interessi per quanto ci riguarda tra il desiderio, diciamo, personale e privato dell'ex consigliere e invece questi soldi che dovrebbero avere un ritorno sulla comunità, no? Visto che questo fondo dovrebbe interessarsi a progetti sociali e a progetti legati all'occupazione, visto l'attuale momento di crisi e quindi la necessità di mettere in campo strumenti sempre più innovativi dentro le politiche del lavoro e anche di sostegno all'economia per far sì di abbattere un tasso di disoccupazione che anche in Trentino è cresciuto a causa della crisi. Quindi questa iniziativa di CGIL, CISL e UIL noi pensiamo, speriamo ovviamente che vada positivamente e se non andasse è comunque per noi un strumento di pressione che vogliamo fare rispetto a questa vicenda che, ripeto, ha molto impressionato negativamente i cittadini e le cittadine del Trentino Alto Adige.